Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati anche oggi, cari amici delle stelle, nell'appuntamento quotidiano con l'oroscopo di Radio.0. Andiamo anche in questo venerdì 9 aprile a sentire cosa ci dicono le stelle. Vi auguriamo un buon ascolto. Amici dell'Ariete, iniziamo da voi. Un venerdì movimentato vi aspetta oggi, non soltanto nella professione dove la vostra immagine guadagna punti, ma anche per la vita affettiva, scenario di piacevoli novità. Mercurio e Venere vi rendono simpatici e comunicativi, si prospettano nuovi incontri e amicizie anche a distanza. Toro, giornata di largo respiro con Luna e Nettuno alleati, alla grande tutto ciò che riguarda i contatti e le iniziative umanitarie che vi regaleranno gratifiche appaganti. Disinvolta e gioiosa, una tenera storia vi distrae dalle grane familiari senza chiedere nulla in cambio. Gemelli, combattuti tra doveri e desideri, inseguite un amore che vi tiene sulla corda. Per evitare delusioni, tuffatevi nel lavoro, vi restituirà entusiasmo. Dolci messaggi di nascosto dal partner ufficiale, senza conseguenze, tranne qualche rimorso di coscienza. Cancro, complici Luna e Nettuno appaiati, oggi viaggiate con una marcia in più. Un'azione generosa fatta senza pretese a sorpresa vi verrà riconosciuta. Un intuito formidabile vi aiuta con sogni, progetti ideali che portate avanti con determinazione anche nuotando controcorrente. Leone, clima dinamico all'insegna della socievolezza e del relax oggi. Se avete sempre voglia di partire, divertitevi a studiare uno stimolante itinerario. Favoriti gli studenti oggi, primi tra tutti quelli che necessitano di una dose extra di impegno e grinta. Vergine, contro di voi lavorano la Luna e Marte, una combinazione che vi dà sui nervi. È un vero peccato che la gelosia prenda anche voi, di solito così razionali. Agli amici la vostra nuova fiamma proprio non piace, ve lo dicono senza peli sulla lingua, rendendovi un po' perplessi. Bilancia, atmosfera tranquilla oggi che favorisce una routine ben organizzata nella quale profondere le vostre energie con piena soddisfazione vostra e altrui. Una serata in cui ci sarà tempo per tutto, per i figli, la dolce metà e una videochiamata con gli amici. Scorpione, in famiglia siete propositivi e aperti alla cooperazione, programmi, idee grandiose e un desiderio di rinnovamento, andate avanti così. Se il partner è sospettoso, tranquilli, non è per sfiducia, ma ogni tanto è necessario avere delle rassicurazioni. Sagittario, in coppia c'è maretta, vi accapigliate per niente, tanto da far ondeggiare la barca del rapporto, afferrate insieme il timone e navigate. Il sentimento è forte e autentico, così profondo che ammetterlo prima di tutto voi stessi vi spaventa da morire. Capricorno, la vostra lucidità momentaneamente vi abbandona e con un po' di disappunto vi esponete in un investimento senza capo né coda. Risposte positive però riguardo una domanda che vi ha tenuto con il fiato sospeso e buone notizie anche sul fronte degli studi. Acquario, potrete incappare in qualche contrattempo e essere costretti ad affrontare un problema spinoso per assicurarvi una buona riuscita, quindi impegnatevi. È un ottimo momento per inaugurare una fase costruttiva e appagante anche della vita professionale. Pesci, mantenendo uno spirito positivo e aperto di fronte alle eventuali contrarietà, vi metterete automaticamente in posizione di vantaggio. Nel bene e nel male occorre cambiare atteggiamento, menage, abitudini a due o anche la routine. È tutto quindi per questo venerdì dalle stelle di Radio.0, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0